Operazione antidroga dei carabinieri di Carbonia che hanno sgominato un'organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico tra Calabria, Lombardia e Sardegna. Spacciavano cocaina e hashish, 36 arrestati, di cui 32 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e altrettanti con obbligo di dimora. 51 le perquisizioni domiciliari scattate nelle province di Vibo Valentia, Milano, Sassari e Cagliari, su disposizione della magistratura che ha posto sotto sequestro 35 conti bancari e vari beni mobili e immobili. Il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, ha incontrato una delegazione di cittadini lametini di etnia rom che dalle prime ore della mattinata hanno manifestato davanti al municipio, all'indomani della notizia del provvedimento emesso dalla procura sul sequestro del campo rom di località Scordovillo. Il sindaco ha comunicato che questa mattina la questione verrà affrontata in prefettura e da qui emergeranno le prossime iniziative che congiuntamente le istituzioni porteranno avanti. Rocambolesco incidente stamattina a Crotone, un furgoncino Fiat Blu bianco di proprietà del ristorante L'Ancora si è ribaltato in località Poggio Pudano, nei pressi dell'hotel Best Western. Miracolosamente illeso il conducente del mezzo, trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia per i rilievi del caso. Si è svolta a Caporizzuto la 7ª edizione della Cattedra Rosmini, che è stata incentrata sui 150 anni dell'Unità d'Italia, in particolar modo sul ruolo politico dei cattolici dal Risorgimento ai nostri giorni. L'incontro ha visto gli interventi di Guccione, Marisa Fagà, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità dell'UDC, e Maria Romana De Gasperi, figlia prediletta di Alcide De Gasperi, che ha tratteggiato la figura del padre e il suo impegno in politica. Ha fatto tappa a Reggio Calabria l'Avon Running Tour 2011 con il premio Donna Città, un riconoscimento per celebrare la donna che meglio rappresenta la sua città e i suoi valori. Un appuntamento di sport e solidarietà che ha visto la partecipazione di tantissime donne e non solo. Premiata sul palco dell'Avon Village la vincitrice della 2ª edizione del premio, Elvira Gualtieri. Alle altre candidate, Carmela Longo, Antonella Postorino e Monia Cantarella, è andato il caloroso applauso di Piazza Duomo. Nonostante oggi cada l'equinozio che dà inizio alla primavera, dovremo aspettare fino a mercoledì per avere sulla nostra penisola temperature tipiche del periodo. Infatti una massa di aria fredda arrivata dal nord Europa porta temperature in calo e tempo instabile e pioggia al sud. Con l'arrivo della primavera è tempo dei primi avvistamenti di migratori in Europa, con l'Italia in testa per il numero di segnalazioni, circa 200. La regione più amica delle rondini per la salvaguardia dei nidi è la Calabria con 26 comuni impegnati.